Allora, riprendo l'argomento un momento. Per quanto riguarda le piste ciclabili, riconfermo che sia l'assessore Prataviera che tutti hanno convenuto che il comune di Portogruaro non ha delle responsabilità. Sì, Giulignano via Villanova. I soldi che sono stati tolti. L'assessore Prataviera ha motivato con il dirigente quali sono state le ragioni per cui la provincia ha tolto risorse che erano già state assegnate e ha detto che in fase di commissariamento di questa città l'assessore Prataviera con l'assessore regionale Chisso e con Veneto Strade hanno firmato un protocollo di una convenzione. Quando c'era il commissariamento, Regione, Provincia e Veneto Strade hanno firmato una convenzione. Dentro questa convenzione prevedeva 9 progetti di piste ciclabili, 6 si sono realizzate e 3 no. Tra queste il Portogruaro non si è realizzato. Quando hanno firmato questa convenzione che vi ho trasmesso, no, ce l'ho qui in atti, la provincia ha detto: bene, visto che questo lavoro lo deve fare la Regione e Veneto Strade, io mantengo nel bilancio della provincia i 120.000 euro, 100.000 euro, che sono quelli riferiti agli espropri e alla progettazione, gli altri li tiro via, li mando in avanzi all'amministrazione e sono stati utilizzati per altro. Punto. Io non ho altro da dire su questa roba qua. Io adesso sto lavorando, così come sta lavorando, mi dice il consigliere, perché no, l'ha detto l'altra volta, con la Regione per fare in modo che la Regione realizzi le 3 piste ciclabili che sono dentro in convenzione, ma principalmente le piste ciclabili che riguardano questo territorio. Punto. Se c'è qualcosa da dire su questo. Prego, consigliere Carlino. Cioè, mi sembra che stiamo ripetendo, sì, che non ci sia una responsabilità del comune di Portogruaro. Questo, cioè, voglio dire, non era una preoccupazione che personalmente io potevo avere. Credo che fosse chiaro anche per i cittadini Lugna, sinceramente, però non c'è neanche una responsabilità dell'amministrazione provinciale di Venezia in questo senso, come sembra poi di capire fra le righe, commissariamento o non commissariamento. Abbiamo già spiegato che questo accordo che c'è stato con Veneto Strade non è che l'ha fatto solo la provincia di Venezia. Quel pacchetto di interventi finanziato, lo ripeto per la 20ª volta, legge regionale 01/2008 eccetera eccetera, prevedeva X interventi in tutto il territorio della regione Veneto e queste risorse e questi interventi devono essere poi realizzati per la messa in sicurezza della viabilità provinciale. Fra tutte queste cose c'eravamo anche noi per una serie di ragioni, giusto? Le risorse comunque necessarie a fare questi interventi erano risorse della regione Veneto. La Regione Veneto ha scelto una strategia differente rispetto a quanto definito inizialmente con la legge regionale 01/2008 e ha fatto delle nuove convenzioni con tutte le amministrazioni provinciali, non solo con quella di Venezia, con la quale, cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente le province fanno la progettazione esecutiva eccetera eccetera di 100.000 euro e gli espropri, competenza della provincia. Lo fa un soggetto che si chiama Veneto Strade, che ha come mission quella di fare le strade. Che nel frattempo cascasse il mondo e si bloccasse la finanza pubblica, non fosse più possibile fare opere pubbliche, di fatto in sintesi, cioè questo non lo poteva sapere né lei, né io, né probabilmente quelli che stanno sopra di noi. Questa è la situazione. Allora, quello che dovevamo dire... Siamo tutti parti danneggiate. Personalmente mi incazzerei di più e mi sono incazzato a leggere certi articoli che riguardano la gestione di Veneto Strade, visto che a primavera sui giornali si è capito che Veneto Strade era in una situazione di pre-default e quindi di sicuro non era in grado di fare di onorare gli impegni con l'aggravante che abbiamo un consigliere di Portogruaro che è dentro Veneto Strade. Quindi io mi incazzo di più per questo. Guarda, ormai ogni commissario faccia le riflessioni che vuole. Quello che io dico, certo, quello che dico io, che quello che ho saputo, non lo so, che quell'inserimento di quelle 9 piste potevano anche essere 8, se i soldi in una parte, perché ce ne sono 2 di Portogruaro, e trattenere i soldi. Se l'assessore Prataviera diceva, guarda, la convenzione, siccome i soldi ci sono già impegnati questi visto che era già previsto, li facciamo noi, andiamo avanti. Anziché mettere i 2 stralci, uno lo metto sulla convenzione e uno lo mando avanti. Io dico che mi fermo, ognuno rimane sulla sua posizione.